Ciao imbrottiti, oggi siamo a Casal Serugo in provincia di Padova e continua il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze artigiane in Veneto. Abbiamo scoperto una persona che è l'idillio del talento, il simbolo del farsi da soli. Andiamo a vedere chi è. Siamo qui con Tiziana, una piccola artigiana veneta, lei è padovana, che ha una bottega qua dove crea tutto esclusivamente fatto a mano, anche le sue etichette, applica tutto, tu vieni qua, gli chiedi tutto quello che vuoi, dal più grande al più piccolo dettaglio, è tutto esclusivamente curato da lei e fatto a mano qua dentro. Questi sono i chicchi di caffè che io sto preparando, che poi andranno sui barattoli del caffè. Questi sono il mio cavallo di battaglia, ormai sono 6 anni che li faccio e viene praticamente assemblato il barattolo con la panna sotto e sopra ci metto tutti gli oggettini che io cucino. Male, e questo com'è che lo fai? E sempre con la pasta. Aspetta. Ma dopo se uno vuole si prende anche l'abbinamento con le posate, queste sono rivestite, viene applicata la pasta sopra, io qua ci ho messo le stelline ma si può fare con qualsiasi cosa. Sembrano tipo i pan di stelle. Di cosa è fatta questa? A polistirolo, sopra rivestito con il silicone, tutti i marshmallow che ho creato io. Quindi tutto dolce che non ingrassa. Sono gli orecchini a forma di sushi, perché adesso va tanto di moda. E allora alla serata quando vai a cena, che ne so, al sushi, fai vedere subito che sei un fan. Certo. Noi facciamo anche i corsi in negozio e questa è l'anacardata, è un ottimo antistress, fantastico. Hai un tappetino in gomma piuma, un ago e spunzecchi. Quella lana lì fai questa roba qua, ma anche proprio anche la faccia, guarda. Sì, tutto. Ho fatto un pompon gigante. Vabbè, penso che facevi un me la sono tirata. Cioè il pompon. Uno non è che si immagini dire il pompon. Cioè, cos'è? Comunque è un pompon gigante questo. Ho anche un mazzo di rose. Se volete regalare alla vostra ragazza. Diventa una cosa buffa e almeno uno si sveglia la mattina per la colazione a letto e pensati ti arriva il tuo uomo così con le tazze, con una frase d'amore, ti sciogli. Tutto personalizzato. A me piace il tonno. Il tonno? Sì. Cos'è quella roba là gialla? La frittatina. La frittatina, ok. Allora c'è per tutti i gusti. Cioè, a lei piace il tonno, ma c'è anche la frittatina nel caso. E c'è il triangolino. E anche il triangolino, ovviamente, perché dov'è il triangolino? Quello che è l'onigiri. Ok. Triangolino giapponese. Ok, che sono i sushini. Ho realizzato morbidoso. Fai lo slip sushi. Lo slip sushi sulla tua morosa. Ok. Con le uova di salmone. Si chiama gunkan. Questa è l'alga sotto il riso e sopra ha le uova di salmone. E poi un'altra cosa che è la chicca. Queste sono le bacchette per mangiare il sushi. Marrabbio mangiava sempre le polpette a triangolo. Ah, è vero, quindi se volete vedere le polpette di Marrabbio, eccole qua. Praticamente dopo tu ti metti qua così. Eccole qua. Allora, eccole. E dopo lo tiri su e lo puoi mangiare. Ti faccio vedere il marshmallow. Allora, questo è la nostra gioia, il nostro orgoglio. Se vedete qui sotto c'è anche la forma tonda della caramella reale. Si vede? Mentre entri in casa e ti trovi questi 4-5 cuscini sul divano, ti fai comunque una risata. Il cuscino ciambella, donut. Anche queste mitiche degli anni 80. Questa è la Kinder Brioche. Ma questa è la più soffice che c'è. Sì, facciamo la pazzia, compio 30 anni, apriamo un negozietto, buffo, carino, piccolino e ci divertiamo un sacco, perché io faccio un lavoro che per me è un sogno e penso lo sia di tante altre persone creative. Tu nella tua vita stai facendo quello che vuoi o no? Assolutamente sì. Se hai un sogno devi cercare in tutti i modi di realizzarlo perché è gratificante, perché ti fa star bene comunque con la testa e con lo stomaco. Non te la so spiegare, però non te lo so dire. Cosa succede? Cioè, per me girare la chiave della porta del negozio è una cosa incredibile ogni mattina.